Buon pomeriggio, bentrovati, nuovo appuntamento con il nostro approfondimento Il Punto. Oggi insomma, abbiamo un sacco di argomenti sul piatto, partiremo con la sanità, con l'intervista al nuovo assessore Daniela Faraoni che si è insediato da qualche settimana, ha preso insomma, possesso dell'assessorato ma soprattutto delle emergenze, dei dossier che in questo caso bisogna approfondire proprio dall'assessorato alla salute. Ne parleremo con lei sui casi più scottanti, dalla carenza dei medici, insomma, alla riforma della rete ospedaliera fino ai fondi del PNRR in sanità. E poi uno incontro epico con due big della politica regionale, Totò Cuffaro e Cateno De Luca, entrambi in studio. Si prevede già, insomma, un pomeriggio scoppiettante, però come sempre noi cominciamo la nostra trasmissione con Totò Calini, la nostra anteprima, le sue vignette che ormai in tanti aspettano. Allora, ciao Totò, vediamo se, eccolo qua, Totò c'è. Buongiorno a tutti. Ciao Totò, come va? Tutto bene? Tutto bene. Sorridi, finalmente. Questa settimana parliamo di politica internazionale, di Sanremo, no? Di Sanremo, Poi Sanremo. di qualcosa che è successo qui a Catania. Quindi insomma, menù ricco anche tu. Che... Allora, vai, prima vignetta. Sì, assolutamente. Esteri. Allora, vediamo la prima vignetta. Come tu ben sai, la storia si ripete, prima tragedia e poi farsa. Esatto. Insomma, un po' come è stato moltissimi anni fa la conferenza di Monaco. Adesso improvvisamente sono cambiate tutte cose e l'Ucraina sta sparendo dagli interessi americani. Putin e Trump si stanno mettendo d'accordo tra di loro e quindi cambia il quadro geopolitico ed ecco qua la nuova situazione, il nuovo quadro dove c'è l'Ucraina che insomma rappresenta un po' se stessa e questo secondo Trump, rappresenta se stessa secondo Trump. Sì, certo, secondo Trump ovviamente, no? Diciamo... E quindi l'Italia non sa neanche più dove andarsi a mettere come posizione, perché fino a poco fa c'erano tutte le bandiere ucraine anche qui a Trecastagni, non sappiamo più. Siamo italiani anche questo. Prossima vignetta, allora, eccola qua. Mosca attacca Mattarella. Perché non si vuole fare mancare niente, quindi va ad attaccare il nostro Presidente della Repubblica nel periodo di Sanremo. Quindi ho unito le due cose, sia la canzone di Fedez Masini, che è la canzone di Masini, insomma, Bella stronza, ed è l'Italia che canta alla matriosca, appunto, bella stronza, dopo tutto quello che abbiamo fatto per te, insomma, ci tratti così. Beh, pesante l'attacco, no? Insomma, un attacco, diciamo, che mina un po', no? Anche i rapporti. Anche gratuito, un attacco, insomma, non è stato, diciamo, ben preso. Tutti hanno preso posizione contro la Russia, tranne Salvini, però, no? In questo tranne Salvini, insomma, che non è che ha preso una posizione, è stato zitto, che è prendere una posizione. Prossima vignetta, sempre politica internazionale. Questo è il grande simbolo della libertà per tutti da sempre, cioè la Statua della Libertà, che qua tiene al cappio Zelensky e quindi si trasforma in la Statua della Libertrump. Ecco perché è bionda. Perché appunto Libertrump è bionda. Per questo è bionda. Andiamo avanti. Adesso pare che sia stato incoronato re di New York Trump. Quindi. Ecco, qua abbiamo già la prossima vignetta. Questa è la storia tutta catanese, delle fantastiche mamme, una in particolare è andata a picchiare le maestre della figlia. Del figlio. Perché raccontiamola bene questa storia, Totò, perché questa è una storia, insomma, noi ci sorridiamo, però diciamo ha un risvolto tragico, drammatico, che è lo specchio della società, no? Cioè una volta nessuna famiglia sarebbe mai sognata di andare a difendere, addirittura alzando le mani al professore, picchiando il professore, in questo caso la maestra, e dando ragione subito al proprio figlio senza avere diciamo contezza di quello che sia successo. Quindi insomma questa è una storia veramente drammatica che è successa alla Petrarca di Catania. Una mamma è andata a picchiare la maestra colpevole, diciamo la maestra colpevole secondo la madre di aver ripreso diciamo e dato uno scappellotto al proprio figlio. Quindi è andata un solo ai piatti, ha detto, dice, gli ha fatto un solo ai piatti. Dobbiamo sentire le interviste, anche questa storia. Quindi questa è la mamma, com'è la mamma santissima? Tantissima, insomma, anche perché adesso i gruppi delle mamme su WhatsApp non si chiameranno più gruppi delle mamme ma gang delle mamme, perché
organizzeranno. Mannaggia, quanto sei cattivo, quanto sei cattivo. Ultima vignetta, Sanremo. Vince Olli, il più votato al Sanremo telefono. ha vinto Olli e quindi Olli Fans. Ecco, qui abbiamo un nuovo social da vedere. Ma lui con questa canottiera è molto Olli fan, molto Olli fan, diciamo, si mette Molto in mostra, camionista. ragazzi, insomma. Scusandomi con i camionisti. Olli fan, il più votato a Sanremo, il vincitore. Va bene, Totò, qual è stata la canzone che ti è piaciuta di più a Sanremo? Mi ha sorpreso il fatto che mi sia potuta piacere la canzone di Achille Lauro, che non rientra tra le mie anche lui, gusti, anche lui molto Olli fan, anche Achille Lauro. Assolutamente. Va bene, ciao Totò, ci vediamo la prossima settimana, grazie. D'accordo, buona continuazione. Buon fine settimana a te, ciao Totò. Allora ci fermiamo, una piccola pausa per la sigla, subito dopo la sigla ritorneremo qui con l'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni. Bentrovati, nuovo appuntamento, abbiamo detto oggi puntata ricchissima, abbiamo tanto di cui dibattere, avevamo anticipato che oggi avremmo parlato anche di sanità e allora diamo il benvenuto in apertura della nostra trasmissione al nuovo assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni. Buon pomeriggio assessore. Buon pomeriggio a voi. Allora, come va intanto? Diciamo, ha preso le misure di questo assessorato, di questa delega pesantissima, delicatissima, insomma, per tutto quello e diciamo per tutte quelle che sono le competenze che la riguardano, ma anche per il peso che ha in giunta proprio la sanità in Sicilia. Sappiamo che ovviamente quella che spesso, diciamo, informazioni di giunta tutti vogliono, allora il presidente Schifani, insomma, ha delegato lei a questo ruolo delicatissimo. Intanto, come va, assessore? Intanto no, va bene, siamo in una fase ovviamente di avvio di tutti, di una conoscenza approfondita anche da parte mia di tutti i processi che sono in corso. Devo dire, esprimo tutta la mia gratitudine al presidente Schifani che mi ha voluto in questo incarico che ha stravolto un po' i miei piani personali, però è chiaro che ho accettato questo incarico con grande senso di dovere e grande senso di servizio per una regione che in questo momento ha bisogno di una particolare attenzione sotto tutti i punti di vista, ma in particolare sotto il profilo dei processi sanitari, proprio per i grandi interventi che comunque la giunta Schifani aveva già avviato su tutto il territorio e che consentiranno a breve di avere fruibile tante strutture importanti che potranno sicuramente alzare il livello della qualità dell'organizzazione sanitaria. Questo naturalmente impone l'attivazione di elementi incrementali dell'organizzazione che l'assessorato alla salute dovrà trovare nelle pieghe del bilancio, ma soprattutto in tutte le forme di finanziamenti che possono essere intercettati e naturalmente inseguiti ed applicati poi alle nostre organizzazioni. Allora, assessore, lei non è diciamo strettamente un politico, ecco, diciamo così, è un tecnico, diciamo, lei ha amministrato un'ASP importante che è quella di Palermo, quindi sa però, diciamo, da tecnico quelle che sono le criticità. Allora, in questa intervista, diciamo, cerchiamo di proseguire anche con ordine per dare delle risposte anche ai cittadini, soprattutto ai cittadini che ci ascoltano, perché va bene dare risposte alla politica, ma è giusto, insomma, che la politica poi si confronti proprio con il fine ultimo, no? Con i cittadini stesso.
Inutile che gliele elenchi io quali sono tutte le criticità, procediamo con ordine. Partiamo da queste infinite liste di attesa che costringono molto spesso i nostri concittadini a fare ricorso poi alle cure a pagamento, laddove non arrivano poi anche coi tempi, no, ad espletare quelli che sono degli esami, molto spesso diciamo anche con un po' di dolore, dai quali dipende la vita e la salute dei cittadini stessi. Sì, questo è un tema che naturalmente interessa il Presidente Schifani nella qualità di primo rappresentante di questo popolo, ma interessa tutti quanti noi. Siamo molto concentrati su questa tematica. Abbiamo già iniziato con tutti i direttori generali della nostra regione e delle nostre aziende sanitarie un confronto che è continuativo, che è in atto e in corso, in cui il primo elemento è stato quello di provare ad estendere la nostra capacità ricettizia rispetto ai bisogni della popolazione, ma da una parte occorre estenderla, dall'altra parte occorre anche governarla, nel senso che comunque dobbiamo tendere sempre di più ad una sanità che abbia la capacità di muoversi dalla propria organizzazione per governare il bisogno del cittadino. Che vuol dire, Assessore? Ce lo traduca in termini molto semplici, facciamolo capire ai cittadini. Governare il bisogno del cittadino significa che tutto quello che riguarda soprattutto le patologie dei cronici, dei fragili, non deve essere il cittadino che deve tra virgolette sbattersi ad andare a cercare la prestazione di cui ha bisogno, ma deve essere un percorso che deve essere preso in carico dall'organizzazione sanitaria territoriale affinché in maniera disciplinata e adeguata soprattutto il cittadino abbia le prestazioni di cui ha bisogno quando servono e non lasciato il cittadino invece anche ad una forma di improvvisazione della propria ricerca di cure. Si può fare questa cosa, Assessore? Però, si può fare secondo lei? Certo, il cittadino si deve sentire garantito, tutelato e deve avere certezza del percorso che deve essere preso in carico dalla propria organizzazione territoriale. In questo noi ci giochiamo una grande partita. La sanità regionale deve tendere a cambiare la propria posizione, non può essere un'organizzazione che è in attesa di ricevere il paziente o comunque il soggetto che chiede una prestazione, deve essere una sanità che deve prendersi carico, deve cambiare il proprio baricentro, deve portarsi in prossimità quanto più possibile del cittadino per farsene carico e accompagnarlo con ordine nei suoi bisogni. Ma come si fa, Assessore? Lo spieghi? Voi avete sicuramente un'idea in mente, no? Certo, ma non è che abbiamo un'idea vaga in mente, abbiamo in atto l'applicazione del nuovo modello organizzativo che discenderà dalle case di comunità e dagli ospedali di comunità, che tenderanno a lasciare il cittadino il più possibile presso il proprio domicilio. Anche l'ospedale di comunità sarà il domicilio del paziente quando ve ne sarà bisogno, quando il cittadino cioè non potrà ricevere o non potrà governare a casa propria la propria condizione, avrà bisogno di una cura che è più attenta e più professionale, ma che non è quella dell'ospedale, perché all'ospedale noi dobbiamo lasciare soltanto il ricorso per i fatti acuti, per i fatti importanti. In ospedale dovremo tendere a stare il meno possibile. Ecco perché un'altra azione che già abbiamo avviato su tutto il territorio è l'attivazione di tutti quegli ospedali, di tutti quei reparti di riabilitazione, di lungodegenza che in questo momento purtroppo ancora, probabilmente anche a causa del Covid che ha rallentato fortemente le operazioni degli ultimi anni, che avremmo dovuto già attivare e che ancora invece non sono fruibili alla popolazione.
tutti i direttori in questo momento sono concentrati nell'apertura, naturalmente calendarizzata nel corso dei mesi successivi, perché non sono operazioni che si fanno nello spazio di 15 giorni o di 20 giorni, bisogna organizzare tutta la funzione di produzione, quindi con tutte le professionalità necessarie. E guardate che in questi reparti la professionalità diciamo prevalente è quella intermedia, è quella di tutti quei sanitari che non sono medici ma che hanno comunque una competenza ormai anche accademica e di studi di alto profilo e che in questo momento sono fruibili nel mercato del lavoro, perché l'altro tema è anche questo. Ovviamente. Allora andiamo per ordine. Assessore, io do un dato, mi dica se è corretto quel dato che abbiamo noi. Cioè, a parte, lo ha detto lei, i ritardi iniziali, diciamo, dovuti anche alla pandemia, poi tutto quello che è successo dopo, diciamo, delle strutture così messe come dire, in fase esecutiva, siamo già al 61%, che non è un dato malvagio, diciamo, letto anche in prospettiva. Quindi, diciamo, pian piano ci stiamo avvicinando a questa nuova riforma della sanità, appunto con l'applicazione dei fondi del PNRR. Quindi io, diciamo, da osservatore, diciamo, non la vedo così male. Il tema è, come diceva lei, No. Il tema è, come diceva lei, che poi manca però il personale in questo momento. No, manca il personale medico, mi permetto di dire, perché per gli altri profili di professionisti sanitari, infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, ostetrici, terapisti della riabilitazione, terapisti della riabilitazione psichiatrica, abbiamo anzi un mercato anche abbastanza ampio. Quindi noi adesso dobbiamo provare a modificare quella che è l'organizzazione che ci portiamo un po' appresso dal secolo scorso, mi verrebbe da dire, ed è un'organizzazione che è più medico-centrica. Oggi i medici sono presenti in misura inferiore rispetto a quella che è quell'organizzazione, la previsione di quell'organizzazione, ed è chiaro che la dobbiamo modificare, la dobbiamo adeguare ad una nuova modalità, un nuovo modello che, in cui la presenza del medico deve essere riservata alle attività veramente importanti e salienti del medico, ma poi incentrare tutto il resto dell'organizzazione sulle professionalità sanitarie che, ripeto, sono di alto profilo, perché hanno tutti affrontato un percorso accademico di studi importante, che è quello universitario, e sui quali noi dobbiamo fare leva, ma dobbiamo cambiare il modello. Le do un dato che arriva, diciamo, dall'Europa. Ci sono 1,2 milioni tra medici, infermieri, ostetrici, eccetera. Molti hanno, come diceva lei, lei l'ha chiamata professionalità, però questa professionalità ha un'altra lettura, che è l'età media in qualche modo avanzata. I giovani si avvicinano sempre meno alle professioni sanitarie in Italia, perché se lo fanno, poi lo fanno con l'obiettivo di andare fuori, perché vengono pagati di più. C'è un totale abbandono delle strutture di emergenza e urgenza per i motivi che sappiamo tutti. I medici vengono addirittura picchiati, sono costretti a farsi le polizze legali per non incorrere poi nelle denunce dei pazienti, di chi aspetta, eccetera. Quindi questo è un sistema, diciamo, che ha come dire, il suo chiaroscuro. Dove si può intervenire? L'Europa in qualche modo può anche intervenire, diciamo, con delle risorse. Ritorniamo sempre diciamo, in qualche modo ai fondi e ai soldi che potrebbero aiutarci in questo senso. Però forse serve un cambio di marcia, no, Assessore? Ma probabilmente, certo, serve un cambio di marcia, perché il nostro problema è che non ci adeguiamo a quelle che sono le trasformazioni del mercato del lavoro. Molto spesso la pubblica amministrazione rimane ancorata a stereotipi e a modalità operative, che poi sono quelli del contratto collettivo nazionale del lavoro, che però talvolta rappresentano non più una garanzia rispetto al lavoratore, ma un freno rispetto alla capacità della pubblica amministrazione di poter accogliere questi professionisti. È chiaro, questa è una revisione che, se viene
avviata dovrà essere avviata a livello nazionale. Certo. Non può la Regione Sicilia o qualunque altra regione intraprendere un percorso che possa portare ad una modifica dei rapporti giuridici che possiamo instaurare in questa realtà. Però è anche vero che in questo momento tutti i direttori generali stanno cercando di affiancare a quella che è l'attività vera e propria di reclutamento a tempo indeterminato, che pure è copiosa nella nostra realtà siciliana, perché i concorsi ne stiamo facendo tanti, glielo dico anche da ex direttore, tanti concorsi che però hanno rappresentato per certi versi una sorta di affievolimento della nostra capacità di poter intrattenere risorse nella nostra realtà organizzativa, proprio per tutte le motivazioni che ha detto. Talvolta è un circuito vizioso che si crea perché mancano le risorse, manca la presenza di risorse umane, e questo ingenera una disattenzione da parte di quelli che potrebbero arrivare verso altre regioni. E quindi su questo chiaramente abbiamo un grande problema. Però è anche vero che ci stiamo attrezzando con l'instaurazione anche di rapporti libero-professionali, dove non c'è più consentito reclutare, e su questo purtroppo si gioca una brutta partita, perché poi vediamo la comparazione di posizioni economiche che possono creare qualche ulteriore difficoltà nel tenere insieme il sistema. È in questo momento una situazione nella quale noi speriamo che prima o poi si metta fine a livello nazionale e si prenda in considerazione l'autonomia gestionale di un direttore generale, che deve poter anche contrarre non soltanto con i criteri della pubblica amministrazione, ma anche con i criteri privatistici, perché altrimenti vedremo che il privato potrà reclutare tranquillamente tutte le risorse che vuole, e il pubblico invece, ancorato a criteri ed organizzazioni molto selettive e molto rigide e poco elastiche anche dal punto di vista economico, che non consentono l'attrazione delle grandi professionalità che soprattutto negli ospedali più complessi fanno poi la differenza. Assessore, questo governo, diciamo, è stato additato come un governo che vuole esternalizzare la sanità ai privati. Cosa risponde lei? No, assolutamente non è questa la linea. L'esternalizzazione di cui si parla è solo il riconoscimento di un principio costituzionale che è stato affermato. La sanità nella nostra nazione è pubblica e privata. Poi c'è un privato accreditato e convenzionato, e c'è un privato che si muove invece secondo i propri principi di imprenditorialità. Ma la sanità nella nostra nazione per definizione costituzionale è pubblica e privata, e in questo confronto noi non dobbiamo avere paura. Noi dobbiamo essere invece in grado di garantire quella universalità del principio delle cure che dobbiamo ai nostri cittadini, e poco importa se è da parte pubblica o da parte privata, purché il cittadino non ne abbia documento, purché il cittadino abbia la possibilità di scegliere e di avere comunque la stessa qualità di cure, sia nel pubblico che nel privato. Assessore, un'altra domanda sulla quale è intervenuto anche il presidente Schifani. Il Presidente è molto diretto a volte, quando vuole, in questo caso è stato molto diretto, ha detto, parlando dei manager, delle nomine dei manager della sanità, ha parlato di balletti e di nomine, di balletti ingiustificabili sulle nomine. Questo perché, insomma, andando a vedere anche poi come funzionano certe strutture, ricordiamo il blitz di Capodanno, si è visto poi, insomma, che queste strutture a volte veramente hanno nella managerialità le loro difficoltà più grandi. Che ne pensa lei? Cioè, come dovrebbero essere i manager della sanità? Ora lo dico a lei che è stata un manager prima di essere un assessore.
Ma le posso rispondere da ex manager in questo momento. Le scelte che vengono fatte, a parte la scelta che è ricaduta in quel momento sulla mia persona, del quale ancora sono grata al presidente Schifani per avermi riconfermato nell'ASP più grande della Sicilia, prima di darmi il via su quest'altra piattaforma, diciamo, di lavoro. È stato l'approccio è sempre quello di un grande rispetto dei principi che governano l'attività di un manager della pubblica amministrazione. Quindi la ricerca certamente delle personalità e delle professionalità a cui affiancarsi più adeguate e di maggiore profilo nell'organizzazione. Poi ci possono essere anche degli errori di valutazione. Non è che noi nell'ambito della nostra organizzazione ci conosciamo approfonditamente, però la scelta viene effettuata sempre sulla scorta di un curriculum e del vissuto professionale di un professionista. Non penso che un direttore generale possa affiancarsi a un direttore sanitario e un direttore amministrativo di cui non abbia stima o di cui non abbia riconoscimento delle competenze. Quindi diciamo questo è un atto di responsabilità. È un atto di responsabilità. La nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo da parte del direttore generale è un grande atto di responsabilità, il primo atto di responsabilità che gli si chiede, perché un direttore generale da solo non può gestire assetti così diversi e che comunque vanno integrati con grande maestria e con grande conoscenza dei processi tra il sanitario e il pubblico. Quindi lei dice può essere anche il migliore, ma se non ha la squadra, diciamo, può andare poco lontano. Se non c'è la squadra, purtroppo non si riesce ad arrivare ai risultati che dobbiamo realizzare. Ma le dico anche di più, può esserci questa squadra, ma se poi questa squadra non è in grado di creare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro delle forti alleanze con i direttori di struttura complessa, che sono l'altro elemento fondamentale di un'azienda, e non ha la capacità di individuare i professionisti più bravi per lo svolgimento di queste funzioni, diciamo che è un direttore generale che fa male prima di tutto a se stesso, perché non arriverà ai risultati. Senta, Assessore, faccio un'altra domanda, siamo praticamente in chiusura. Lei ovviamente avrà preso atto e terrà conto del centro di chirurgia pediatrica di Taormina, che è uno dei centri d'eccellenza, diciamo, di cui sentiamo spesso parlare quando finisce, diciamo, quando sta per finire la proroga, perché poi secondo la rimodulazione due centri come quello di Taormina e quello di Palermo non possono coesistere nella stessa regione. Il dirigente alla pianificazione strategica, il dottore Iacolino, ci aveva detto anche in passato che la regione stava facendo di tutto per mantenere i due centri di eccellenza. Che fine farà questo centro di eccellenza di Taormina, che nell'area diciamo siciliana interessa? Prego. La fine che farà sarà stabilita dalla nuova rete ospedaliera, nell'ambito della quale ovviamente la decisione non è soltanto della regione, ma c'è anche una partecipazione nelle scelte alla fine da parte del Ministero della Salute. È chiaro che in questo momento c'è una norma, la Balduzzi, che stabilisce che una cardiochirurgia pediatrica può stare su una popolazione che va dai 4 ai 6 milioni di abitanti. Noi in questo momento siamo 4 milioni e 8, e quindi una struttura, diciamo, di questo tipo potrebbe essere, secondo la norma che comunque c'è e chiaramente andrebbe rispettata, potrebbe essere soltanto una. Però
io dico una cosa, bisogna anche considerare le condizioni anche geografiche di questi 4.800.000 abitanti che vivono su un territorio molto vasto, che vivono in una condizione di insularità, e quindi pensare ad una deroga non è assolutamente una cosa che non è in linea con il bisogno della gente. Dico sempre, chiaro. Cioè voi state puntando pensare, a tenerla, insomma, questo è il vostro obiettivo. Mi viene difficile pensare al genitore di San Vito Lo Capo, faccio sempre questa ipotesi, di proporre al genitore di San Vito Lo Capo di recarsi a Taormina, o di proporre al cittadino di Siracusa di andare a Palermo. Lei comprende, sono distanze che nella nostra condizione di questa nostra regione, la condizione geografica di questa nostra regione, non sono facilmente percorribili, è una regione particolare, abbiamo talvolta anche un Etna e un vulcano che ci mette non sempre in una situazione di tranquillità anche negli spostamenti aerei. Dico, abbiamo la necessità di comprendere che ci sono anche delle condizioni che possono comportare una revisione, almeno per questa nostra regione, di questo principio di una sola struttura presente per un bacino di 4 milioni, 6 milioni di abitanti. Chiarissimo il punto. Assessore, allora grazie per questa intervista, diciamo, credo sia la prima che ha fatto, diciamo, con gli organi di stampa. No, ne ho fatte altre occasionali, questa è stata preparata. Questa è stata, va bene. Complimenti anche perché vedo che, diciamo, si è calata perfettamente nel ruolo. Adesso capisco perché quando è stata nominata tanti politici si sono attribuiti, diciamo, non so in che modo, poi se è vero o falso, la sua, come dire, la sua nomina, però questo poco ci interessa. La scelta del mio incarico è ascritta al Presidente della Regione, al quale devo ringraziare, che deve essere ringraziato da parte mia per questa cosa. Poi, se lei mi consente, sono 19 anni, questo è il mio 20° anno, era in corso il mio 20° anno di attività in una direzione strategica aziendale, quindi che io possa conoscere una vasta platea di politici ci può stare. Ci può stare. Gliela lasciamo passare. Allora, grazie all'assessore Daniela Faraoni per essere stata con noi. Insomma, è un discorso lungo quella della sanità, lo dico ai nostri telespettatori, cercheremo anche noi, diciamo, nel nostro piccolo di monitorare i passaggi che farà anche questo assessorato nell'auspicio che possano trovare beneficio, questo lo dico anche all'assessore, soprattutto i nostri concittadini, perché il tema della sanità, lo abbiamo detto in apertura di questa intervista, è un tema che tocca proprio la pelle di tutti noi. Allora noi ci fermiamo, una piccola pausa, poi ritorneremo con il dibattito all'interno della nostra trasmissione Il Punto, ancora tanta roba da mettere, diciamo, tanta carne al fuoco anche per oggi. E grazie all'assessore, pubblicità e poi ritorniamo. Grazie a voi. Eccoci qua, ben trovati nella seconda parte della nostra trasmissione. Dopo aver ascoltato l'interessante intervento dell'assessore alla salute Daniela Faraoni, tanti temi toccati, apriamo il dibattito politico. Lo avevamo preannunciato già sui social, si erano scatenati i commenti, insomma, per la presenza di questi due big della politica regionale. Allora ve li presento, do il benvenuto a Totò Cuffaro, leader della DC, della nuova DC nuovo, come si chiama Cuffaro? Democrazia Cristiana, rifatta e quindi nuova. E quindi nuova. Saluto Cateno De Luca, leader, anche qui, leader di Sud chiama Nord, o Sicilia ti amo, com'è? Ti amo Sicilia. Grazie Cateno. Ti amo Sicilia. Grazie per l'invito. Ti amo, adesso leader di Ti amo Sicilia, no. È più bello sempre Sicilia. Cateno De Luca, leader e basta. Mario Barresi, il collega del quotidiano La Sicilia, inviato del quotidiano La Sicilia. Ciao Mario, saluto anche il nostro Antonio Condorelli, ciao Antonio. Eccoci qua. Interessante, no? Dibattito, insomma tanti temi, sì. Tra l'altro di due esponenti politici, lo dico ovviamente ai colleghi giornalisti, che in questo momento stanno animando la scena, no? Seppur sotto traccia, seppur, diciamo, chiacchierando, esatto, tra provinciali, tra elezioni provinciali,
il 2027 che comunque sembra lontano ma in realtà è vicino. E poi soprattutto il loro ruolo, cioè la capacità capillare che loro hanno sempre dimostrato, non solo nei territori ma anche con i cittadini, loro sono sicuramente due protagonisti non solo di quello che è la politica ma soprattutto di quello che sarà. E infatti le domande di oggi penso che saranno indirizzate. Tanto consenso. Allora, le domande di oggi saranno la politica che verrà. La politica che verrà, insomma, almeno cerchiamo di capire che cosa succede con la vostra lettura, perché vediamo tanti movimenti. Cateno De Luca ha fatto un passo indietro da leader incontrastato, adesso io manderò avanti, com'è la storia De Luca, manderò avanti gli altri, perché insomma... Io sono ritornato alle mie origini. Quali sono? Io sono stato sempre un creativo, esatto. E quindi a differenza di altri che sono attaccati alla poltrona, creo e lascio ad altri, come i palazzi municipali, li sistemo e passo il testimone ad altri, quindi questa è un po' la mia caratteristica. E a 52 anni, ne farò 53 il 18 marzo e quindi inizio la nuova avventura di Ti amo Sicilia proprio il 18 di marzo, mi sono regalato questa ulteriore avventura. Si ha ancora la forza di amare, 53 anni. Io devo cambiare nome a 67 anni che amo. Vabbè, senta, amo virtuale. Tanti auguri a Toto Cuffaro che ha compiuto gli anni. Virtuale va bene. Proprio in questi giorni, proprio ieri. Allora, tanti auguri Cuffaro per il compleanno. Aspetta. Io ieri ho compiuto 67 anni. Però se mi consentite, io i 5 anni di carcere li leverei, quindi ne faccio 62. Ah certo, non sono computati. Mi perdonerete, ma non me le potete computare. Senta, sei riposato lì, basta. Allora, Cuffaro, partiamo subito da una polemica, dicevo che non mancano mai le polemiche attorno a Cuffaro, nel sale della politica, una polemica insomma che è di questi giorni, no? Cioè Cuffaro dall'alto della sua esperienza politica, ha fatto il presidente della regione, insomma parlamentare di lungo corso, insomma un'esperienza politica certamente di lungo corso, voleva mettere a servizio della comunità e soprattutto dei giovani un confronto con tutte le forze politiche, no? Cuffaro, questa era l'idea, ha pensato a una scuola politica della democrazia cristiana dove ha invitato tutti gli esponenti politici regionali per dare un contributo, per parlare delle loro esperienze ai giovani, eppure sono arrivate tante disdette. Noi abbiamo preparato una piccola scheda con la nostra Simona Mazzone, vediamo che cosa è successo. La scuola della DC di Cuffaro. Cuffaro torna al centro della politica e della polemica siciliana con la scuola della democrazia cristiana avviata lo scorso 31 gennaio tra tante adesioni e altrettante tensioni. Il primo dei 18 appuntamenti a Ribera, nell'Agrigentino, terra del deputato regionale Carmelo Pace, uno degli uomini più vicini all'ex presidente. L'intenzione di Cuffaro è proprio quella di creare un percorso esteso in 12 mesi dove tutte le forze politiche possano intervenire. Ma già a pochi giorni dall'inaugurazione della scuola della DC il suo sogno si infrange. 2 deputati, Ismaele Lavardera, fresco del suo nuovo movimento controcorrente, e Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, invitati anche loro sul palco, commentano lapidari: ci saremo ma per parlarne male. Una dichiarazione che non piace affatto al leader siciliano della DC, che subito revoca l'invito a entrambi. Il capogruppo della Democrazia Cristiana ci ha detto chiaramente che hanno revocato l'invito. E adesso come faremo? Non dormiremo la notte, oserei dire. Per quanto mi riguarda, il pensiero di Cuffaro è che è stato uno dei peggiori presidenti della regione siciliana. Il mio giudizio è un giudizio politico, non personale. Quando è uscita la notizia di questo corso abbiamo detto: signori, noi veniamo a patto e condizione che possiamo dire a casa vostra, facendo la nostra lezione di politica, che la nostra visione di politica è distante da quella di Cuffaro. Cioè, cosa avremmo detto di offensivo? Io con i signori Cuffaro, Lombardo, Miccichè non dividerò manco il sonno. Non dobbiamo avere paura di parlare del cuffarismo e di parlare del cuffarismo anche a casa di Cuffaro. La nostra volontà anche nel accettare quell'invito fatto dal collega Pace era dimostrare
che non abbiamo paura di dire le cose come stanno anche in faccia a Cuffaro. Ma Cuffaro da qui in poi deve fare i conti con una serie di defezioni, come quella del Partito Democratico, che ha disdetto l'invito dopo una iniziale conferma. L'ex governatore amareggiato parla di pregiudizi e ipocrisie e annuncia che la formazione proseguirà anche senza uno stimato presidente dell'antimafia, Cracolici, e il capogruppo del PD, Catanzaro. Ma forse è giusto così, i tempi della politica cambiano e ci cambiano, dice. Adesso Cuffaro, che ha già lo stomaco forte dopo le complicate vicende politiche e giudiziarie passate, di fronte a questi dietrofront riuscirà a ingoiare il boccone amaro? Cuffaro. Ma intanto vorrei precisare che non è vero che abbiamo detto e che sono stati revocati i loro inviti. L'onorevole Carmelo Pace, che è l'organizzatore del corso di formazione, aveva soltanto detto ai cose che potevano venire a parlare di quello che volevano purché non venivano ad offendermi. Questo era il minimo che si potesse fare. Siccome la loro volontà, almeno dell'Avardere e dell'altro, non era quella di venire e parlare male, qualcosa non ci avrebbe infastidito, ma era quella di strumentalizzare anche questa vicenda, hanno colto la palla in balzo e l'hanno strumentalizzata, per essere chiaro. Adesso vorrei dire, per quel che ci riguarda, noi siamo democristiani e una delle scelte che abbiamo fatto è quello di dare a tutti la possibilità non solo di parlare, di dire le cose che vogliono. Chi vi parla ha subito di tutto e di più, non ha mai protestato su cose ben più gravi. Figuriamoci se mi preoccupo di Lavardera che viene a parlare male di me o dell'altro, però loro devono sapere che hanno perso un'occasione anche di dire cose contro di noi e noi le avremmo difesi nella loro scelta di poter dire quelle cose, perché la libertà di espressione la tuteliamo. Devono altresì sapere che anche le cose che dicono non ci avrebbero condizionate nelle loro... però anche il PD, diciamo, poi... ci sto arrivando. Allora, una cosa è Lavardera e l'altro deputato, non mi ricordo... Nuccio Di Paola, del Nuccio Movimento Di Paola. 5. Va bene, ho detto quello che penso, secondo me hanno sbagliato, è un'occasione per loro. Una cosa è il PD, che invece è un partito di grandi tradizioni. Devo dire che mi ha molto meravigliato la scelta del presidente Cracolici di non venire, anche amareggiato, questa sì, nel senso che ritengo Cracolici un uomo delle istituzioni, veniva a parlare di antimafia, sarebbe stato utile spiegare a tanti giovani... Perché secondo me Cuffaro non è... Probabilmente... Non entro nel merito del perché loro non sono venute. Non capisco proprio quella di Catanzaro, nel senso che vorrei dire, uno che è cresciuto nella Democrazia Cristiana, che è stato vicino a noi per tanto di quel tempo che difficilmente potrà dimenticarlo, adesso ci viene a dire che non viene a una scuola della Democrazia Cristiana per non so quale motivo. Beh, una cosa un poco strana. Anche De Luca è di matrice. Però io ho detto, ma De Luca fa la sua scelta, l'ha sempre rispettata nel bene e nel male. Io ho iscritto all'ADC. No, ci va alla scuola. Io ho risposto che la politica cambia e ci cambia, evidentemente li ha cambiati. Hanno perso un'occasione, però ripeto, non è vero che abbiamo detto abbiamo revocato l'invito. L'onorevole Pace ha giustamente detto loro: venite a parlare anche di cose che non condividiamo, ma non venite ad offendere, fare le cose, questo è il tema vero. Però volevano strumentalizzare e ci sono riusciti. Mi posso permettere una riflessione su questo, ma anche perché mi sono permesso di scrivere allora sia a Pace e sia a Totò Cuffaro quando si è verificata questa questione. Io ho scritto chiaramente: siete caduti nella trappola. È vero, è vero. Perché i mister nessuno, ora con tutto il rispetto, adottano certi comportamenti, parlo in generale ovviamente, e soprattutto il tema qual è stato? Che nella comunicazione che ha o le sue regole o non regole si è caduti in una trappola della quale io non ci sarei cascato, avrei chiaramente detto, anzi non avrei intanto risposto, tecnica eccellente del presidente Schifani, in questi 2 anni ne ho dette tante anche di fronte e devo dire anche qui mi ha dato una lezione e poi mi ha spiegato anche il segreto, no? Perché nella vita si deve sempre imparare. Qui la questione era molto semplice, hanno fatto quell'esternazione, bene, venivano, chissà cosa avevano da raccontare poi come esperienze concrete in una scuola di formazione. Io quando sono stato invitato ho detto a Pace: guarda, vengo con piacere, racconto la mia esperienza di sindaco, racconto cosa significa entrare in un palazzo municipale e fare l'elefante della cristalleria, racconto quella che è la mia visione sturziana, che
per me è una testimonianza quotidiana, amando proprio il ruolo di sindaco. Quindi per me non c'è nessun problema, qualunque luogo dove si può trasmettere la propria esperienza è ottimo, se si ritiene portatorio ovviamente di qualcosa. Io senza presunzione dico, ho un po' di esperienza, credo di poter trasmettere agli altri l'esperienza che ho fatto, poi ognuno prenderà quello che ritiene più opportuno, quindi ecco perché ho accolto l'invito, ho ringraziato e ci sarò, perché non sono una persona che ha pregiudizi, ma nello stesso tempo se sei una persona che comunque sei portatore di qualcosa, hai anche la tua autorevolezza, vai anche nella tana del lupo, se lo vuoi considerare lupo. Non c'è dubbio, è un'occasione di confronto mancata. Qual è? Verdera non è venuto, non so perché non è venuto Di Paolo. Perché c'era De Luca, no? Perché no, non so perché non è venuto Di Paolo, perché non sapevo neanche chi fosse, quindi per me, ho scoperto dopo chi era Di Paolo. Ma io credo che la Verdera non sia venuto, perché siccome per la prima volta dovevano registrare piuttosto che essere lui a registrare, allora ha pensato di non venire. Vabbè, è una scelta. Se si autoregistrava. Ah, certo, ma no, davanti a tu lo conosci meglio, può darsi che si autoregistrava. A me sembra più una cosa molto morettiana della serie, si nota di più se ci vado e sto in disparte o se non ci vado, anche se qui non siamo di fronte a Moretti, e ha ragione Cuffaro, è stata un'occasione perduta, perché ogni dibattito è un'occasione di approfondimento, tanto più, aggiungo con una piccola percentuale di sindacale malizia, che non è che siamo di fronte a esponenti dell'opposizione che all'Ars sono inflessibili, incorruttibili e che fanno le barricate contro questa maggioranza cattiva della quale fa parte Cuffaro. All'Ars sono piuttosto dialoganti, quindi non alzano le barricate, e quindi così come si prendono il budget del milione di euro deputato, con lo stesso savoir-faire avrebbero potuto dare un segnale di democrazia, tanto più che anche nella politica nazionale più recente non è una cosa strana che un esponente di Fratelli d'Italia vada, o di Forza Italia vada, alla festa dell'unità, così come ci sono stati esponenti importanti del PD che hanno partecipato ad Atreju alla festa della Meloni. In politica si può essere avversari, non nemici. Quando si è avversari uno la pensa diversamente, lo dice. Se tu capisci che poi la politica si diventa nemici, allora cambia, allora è la disumanizzazione della politica. Non mi sono mai iscritto a questa categoria. C'è un problema di fondo, ci sono delle categorie che hanno bisogno, per diventare personaggi, di parlare degli altri, perché il problema diventa sempre cosa rappresenti tu, qual è la tua storia, qual è l'arte e parte che rappresenti, quindi eventualmente viene più facile e meno complicato definirsi in funzione degli altri. Quindi ovviamente parli male in continuazione degli altri e eviti di parlare di te. Chiaro, questo è, si chiamano personaggi in cerca d'autore, anche da alcuni partiti hanno costruito un po' personaggi in cerca d'autore. Sono stili che in queste fasi hanno poi pervaso, proponendo altri. Allora, c'è un po' di questioni, diciamo, di politica. Ecco. Partiamo dalle province. Insomma, questi movimenti, diciamo, all'interno dei partiti, soprattutto dei nostri partiti regionali, no? Sono un viatico verso queste elezioni provinciali? Si faranno queste elezioni provinciali? Lo chiedo a entrambi. Noi ne abbiamo parlato anche con i costituzionalisti, ci sono dei paletti che si mettono ogni volta. Queste elezioni che dovevano essere a suffragio universale inizialmente, secondo una parte politica, altri hanno messo il freno, dicevo guardate attenzione, la Costituzione non ce lo permette di fare elezioni a suffragio universale. Puntiamo a fare quelle, diciamo, di secondo livello, le cosiddette elezioni di secondo livello. Adesso altri paletti, diciamo, che probabilmente ritarderanno un voto che è calendarizzato per il 27 di aprile. Tra l'altro è notizia di oggi la presentazione di 2 ricorsi di 2 cittadini, perché ogni cittadino può anche, contro l'indizione delle elezioni di secondo livello, perché secondo, tra l'altro, i cittadini che sono assistiti da fior di costituzionalisti, che ne parlavamo, che mettono in dubbio anche
questa ultima exit strategy, quindi se passasse questo ricorso resteremmo in aria senza nemmeno le elezioni di secondo livello. Ora Cuffaro con la DC e De Luca con il suo movimento c'hanno ovviamente consiglieri comunali, ci hanno rappresentanti tutti, lui è sindaco addirittura, e quindi insomma conteranno cose qualcosa che penso, anche se probabilmente a qualcuno non piaceranno. Io ho le mie idee sul fatto che noi avremmo potuto votare oppure no, e ho le mie idee nel dire che secondo me lo statuto e le prerogative della regione siciliana ci consentivano di poter fare una legge. Non mi ha mai convinto l'idea che non si poteva legiferare sull'istituzione delle nuove province perché c'era un problema economico, perché questo era quello che sostanzialmente dicono, perché già nel passato l'abbiamo fatto. Noi siamo stati i primi che abbiamo votato, abbiamo fatto l'elezione diretta del sindaco, e nessuno mai ha eccepito che ci potesse essere questo vulnus costituzionale. È diverso il problema, non c'è stata la volontà politica di andare al voto. Noi, lo voglio dire, magari intende la volontà di una parte di maggioranza, perché c'era un emendamento a Roma che avrebbe favorito questa cosa, e non mi nascondo, qualche manina di Fratelli d'Italia questa cosa l'ha sto spinta. Dicendo, la Democrazia Cristiana l'ha sempre detta Chialetti che voleva votare, l'ha detto anche Nord chiama Sud, altri l'hanno detto. Sud chiama Nord, non è sostanziale. Sicilia ti amo. È un lapsus, siamo sbagliati. C'è stato qualcuno che probabilmente la possibilità di andare al voto e che questo voto determinasse nel territorio dei risultati che non fossero molto in sintonia con quelle che sono state le elezioni nazionali, li ha preoccupati. Posso dirlo? E questa è la verità. Allora, Cuffaro, quest'ora lei gliela mandata a dire, diciamo, alla politica. Glielo spiega ai cittadini questo stesso ragionamento, glielo spiega ai cittadini. Se si fosse votato, probabilmente, parlo del mio partito, ma posso parlare anche del suo, la Democrazia Cristiana non avrebbe avuto più il 6,7%, ma avrebbe avuto il 10, l'11, il 12, non lo so, va bene? È chiaro che se prendiamo più noi, prendono meno gli altri. Allora, siccome bisogna tenere lo standard di quello che è stato il voto per le nazionali, dove è chiaro alcuni di noi sono stati svantaggiati perché non c'era l'effetto trascinamento, si pensa di continuare a tenere quello standard, impedendo ai siciliani di poter eleggere un organo che li possa rappresentare nel territorio. È una vergogna continuare ad andare in giro per la Sicilia e vedere i rifiuti che ci sono per strada, le scuole che non funzionano, le strade sfasciate perché non ci sono le sentinelle. Non riprendere la possibilità democratica di dare ai siciliani la possibilità di eleggersi le loro sentinelle nel territorio è un errore, e questo l'ha fatto la politica, non la Corte Costituzionale. Non tringeriamoci dietro la Corte. Io parto dall'ultimo ragionamento che ha fatto Cuffaro, dissentendo su un primo aspetto. Non sono i consiglieri provinciali o gli assessori che possono fare i cantonieri, perché se le città metropolitane e le province non gli dai i soldi, io ricordo anche quando eri presidente della regione, io ero in commissione bilancio, mi ricordo che allora il fondo delle province era 500-600 milioni, ora è 150. E allora il tema è un altro. Ai comuni, prima era 1,3 miliardi, ora è 300. Esatto. Quindi il tema qual è? Che intanto c'è un primo problema di risorse. Non è che le elezioni risolvono questo problema. Se la visione della politica è quella di dare realmente una centralità a una struttura di area vasta come le ex province, allora fai un ragionamento organico partendo dalle risorse che sono indispensabili in base alle competenze che comunque ancora esistono. Fatto questo, vai e chiudi il ragionamento con quelle che le elezioni democratiche. Lo davo per scontato. Il problema però qual è, Totò? Che ad oggi non ci sono tutte queste discussioni che sono state fatte, che io ho fatto in Parlamento, quindi alla luce del sole, io ho detto sempre, sono favorevole all'elezione diretta, ma prima di l'elezione diretta voglio un disegno complessivo da parte del governo, compreso le risorse, perché ho fatto quell'esempio in aula. E le competenze. Non sarà il consigliere provinciale che farà il cantoniere, ma le competenze già ci sono. Ancora di più. E qui aggiungo un altro elemento all'altro aspetto pure politico che è stato detto. In questo momento le città metropolitane chi le amministra? Qui a Catania Fratelli d'Italia, parliamo intanto di quella che in ogni caso è Messina, Sud chiama Nord, e Palermo c'è questa posizione, diciamo, di La Galla che diventerà forse una stella, non lo so cosa diventerà in fase del sud, non lo so cosa diventerà. Chiarito questo, è ovvio che
quello che è stato anche l'ipotesi che ha fatto Totò poco fa, probabilmente Fratelli d'Italia in questo quadro, nel quale comunque si ritrova con una posizione importante, qual è la provincia di Catania, è logico che la spinta anche in relazione a un altro fatto, perché poi dobbiamo pure guardare un altro profilo. La Meloni, giustamente dal suo punto di vista, può permettere che una fuga in avanti della Sicilia rispetto a un disegno complessivo nazionale del quale comunque lei poteva essere in ogni caso protagonista? Probabilmente no. Questa valutazione è stata fatta, sono state fatte le ulteriori valutazioni, non escludo anche quella che Totò poco fa ha sintetizzato. Fatto sta che comunque noi stiamo arrivando, io mi permetto di dire, una grande sceneggiata, perché queste elezioni di secondo grado sono una grande sceneggiata, però arrivata il tema qual è? Che comunque la politica in oltre 10 anni non è stata in condizioni di mettere le risorse, rendere nuovamente viva la città metropolitana, le ex province che erano strategiche soprattutto per quanto riguarda gestione dei rifiuti, per quanto riguarda i servizi sociali e quindi l'assistenza a quelle che sono gli istituti superiori, acqua, cioè si vede la mancanza oggi di questo ente intermedio, molto veloci tutti ad eliminarlo. Assolutamente sì. Ma questa elezione di primo grado farà male ai partiti, perché sarà la ormai testimonianza di quando i partiti non incideranno sulle scelte del loro consigliere comunale. Non si riuscirà a fare nulla, perché non ci saranno accordi, nessuno rispetterà gli accordi, ognuno andrà per i fatti suoi, il voto ponderato. Perché l'elezione, no? La dinamica del voto non locale. Aver fatto votare direttamente col voto democratico pagheranno un prezzo altissimo, perché si vedrà quando purtroppo cominciano a contare sempre di meno. Allora ci dobbiamo fermare, pubblicità un attimo Antonio, dobbiamo fermarci. Scusa Antonio, dobbiamo fermarci per la pubblicità, poi torniamo subito dopo. Rientriamo in diretta oggi con Totò Cuffaro, Cateno De Luca e poi i colleghi Mario Barresi e Antonio Condorelli. Stiamo parlando delle province. Antonio, volevi aggiungere qualcosa sul capitolo? Sì, troppo ghiotta la questione delle provinciali per non sapere cosa farà Cateno De Luca, cioè se è vero che la sua strada si separerà in queste elezioni da Sud chiama Nord, cioè Sud chiama Nord andrà avanti in queste elezioni provinciali, lui no. Lui cosa farà? Lui è un animale politico, non ci credo che resti fermo. Ma oggi si è tenuta a Enna l'assemblea di Sud Chiama Nord, la prima senza Cateno De Luca. Questo ci tengo a precisarlo, dove è stata data ad interim a Laura Castelli anche il ruolo di segretario nazionale. E quindi quello che è il percorso che sarà tracciato in Sicilia lo sta definendo nei rapporti con gli altri movimenti Danilo Lo Giudice. Quello che posso dire è un fatto che fino a qualche settimana fa Danilo Lo Giudice dialogava, perché già era un percorso iniziato mesi fa quando si con PD e 5 Stelle, a un certo punto mi ha chiamato stamattina dicendomi: ma che ne pensi? Ho visto il Nuccio Di Paola mercoledì scorso alla Buet e siamo rimasti che comunque ci raccordavamo, e ora ho letto di questo appello non tenendo conto di quello che erano i ragionamenti precedenti. E io qui mi sono permesso una battuta: vedi come io sto ripetendo tante cose nella mia vita, e il caso che tu da questo punto di vista prenda atto che c'è un'inconsistenza cosmica che da questo profilo non consente di poter fare ragionamenti per creare alternative. Valuta, perché lui comunque ha i suoi rapporti preferenziali, soprattutto con Nuccio Di Paola. Io ho detto: ci hai perso pure i soldi che gli hai offerto le pizze settimanalmente. Allora, guarda, noi abbiamo preparato, così come abbiamo preparato una scheda sulla scuola politica della Democrazia Cristiana, abbiamo preparato anche una scheda con Simona Mazzone. La scheda precedente era curata da Ottavio Longo, questa da Fabrizio Rizzo, su Cateno De Luca, perché Cateno De Luca è un personaggio un po' diciamo fuori norma rispetto alla politica, diciamo, quella conosciuta. No, allora guardate Cateno De Luca negli anni, cerchiamo di capire adesso verso dove va Cateno De Luca. Nel trascorso di tempo da quel lontano 2007, quando in sala stampa all'Ars, davanti agli occhi sbigottiti dei presenti, il ribelle Cateno De Luca si denuda coperto solo dalla bandiera della Trinacria.
Nato a Fiume di Nisi nel Messinese, ha un trascorso politico variegato, condito anche da alcune vicende giudiziarie. Da sindaco è arrestato assieme al fratello per abuso d'ufficio e concussione, ma sicuramente mai sottotono, come quando si presenta in mutande a Palazzo dei Leoni, sede della provincia messinese, o quando suona la zampogna a Sala d'Ercole. La sua vita politica è condita da frasi a effetto che non risparmiano nessuno. Da deputato regionale al governatore Cuffaro dice «non ho stima di lei». Da sindaco di Messina entra con una moto da cross in municipio e partecipa a un videoclip musicale indossando la maschera della Casa di Carta. Durante il lockdown la sua voce inflessibile dagli altoparlanti minaccia i cittadini. Il sindaco ti ordina di non uscire di casa. Perenne candidato a tutto, è stato consigliere comunale, più volte deputato regionale, sindaco di diversi comuni, ma il suo sogno di governare la regione siciliana non è riuscito ancora a coronarlo. Aderisce a diversi simboli, da giovanissimo all'ADC, all'MPA di Raffaele Lombardo che abbandona per fondare Sicilia Vera per poi ritornarvi a Forza del Sud di Miccichè, e fonda un altro movimento, Rivoluzione Siciliana, con cui si candida senza successo alla presidenza della regione, mentre l'allora pentastellato Giancarlo Cancellieri lo definisce impresentabile. Qualche anno dopo studia un nuovo simbolo e dà vita a Sud Chiama Nord. Alle recenti europee, nonostante le oltre 83.000 preferenze in tutta Italia, non supera lo sbarramento. Alcuni giorni fa abbandona la segreteria nazionale di Sud Chiama Nord e lancia il nuovo soggetto Ti Amo Sicilia. Personaggio fantasioso e bizzarro, sempre sulla breccia della denuncia, popolare per le sue trovate singolari, da qui l'appellativo di Scateno, informato su tutto e temuto dai suoi antagonisti politici. Nasci tu non muore quadrato, come si suol dire. Divertente anche questa scheda. De Luca, si è rivisto, no? In questa, è De Luca questo, un asciturno non muore quattro. Assolutamente. Ha fatto più movimenti e partiti lei. Assolutamente sì, ma infatti ho detto ritorno alla mia creatività. D'altronde un ragazzino che parte da Fiume di Nisi, metropoli di 1000 abitanti, fa nella sua vita tante cose, tra cui una struttura che oggi è presente in 79 province, 19 regioni, oltre 1000 sportelli, con un indotto di circa 2000 dipendenti, e lascia poi anche quel ruolo. Nello stesso tempo la cosa importante qual è? Io creo i movimenti con i quali eleggo poi parlamentari. Che poi se ne vanno però. Che poi se ne vanno e questa è un'altra storia. Qui bisogna altri movimenti. Questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Uber non ci sono dubbi. Però almeno anzi qualcuno non paga nemmeno. L'elemento importante qual è? Che io non sono una persona che è derivata da altro o da altri. Mi prendo la responsabilità delle mie azioni, delle mie scelte, e soprattutto un altro elemento è fondamentale che manca in questa scheda. De Luca oggi ha il record in Italia per il numero dei palazzi municipali amministrati, e amministrati bene, mi permetto di dire, quindi soggetto blindato. 5 comuni, no? 5. Fiume di Nisi, Santa Teresa, Messina, Taormina. Città metropolitana e Taormina. Oggi il tema diventa questo qui, la competenza che può sembrare anche nell'espressione e nella comunicazione bizzarra, ma io finora non sono stato mai smentito nei miei confronti e soprattutto nei contenuti, perché non sono mai scappato dai confronti, e questo è un elemento fondamentale, perché per come tu ti puoi esprimere, per quanto tu sei bizzarro, se comunque non sei un soggetto che ha una sua storia e una sua competenza, rimane ovviamente soltanto il soggetto bizzarro. Sa che le dicono però di Cateno De Luca, no? Si può dire di tutto, però sa che le dicono che lei è messina-centrico, cioè nel senso, fuori da Messina, diciamo, Cateno De Luca perde quel suo intanto Messina c'è un dato, che il Sud Chiama Nord del 2022 mentre la DC ha superato, ce l'abbiamo qua, è un po' più capillare, ha superato il 60%, neanche la Democrazia Cristiana ha preso queste percentuali a Messina quando io ero nella Democrazia Cristiana. Poi, secondo elemento, io lancio una sfida nel 2022 da soggetto di periferia. Parliamoci chiaramente, quindi le liste, lo dico chiaramente, la maggior parte, come ho sempre detto e nessuno si può offendere, le abbiamo dovuto fare aprendo come si dice, la rubrica telefonica. È ovvio che poi ti ritrovi col carciofo in quel posto, tanto per fare una citazione simpatica, no? Ti capita, e poi se dice ti capita, cavolo, bella, assolutamente sì. Quindi, Però
però da questo punto di vista, e chiudo sul ragionamento, ma aspetta, però la dobbiamo spiegare, perché sennò, perché è bella il sindaco di Cerda che è stato eletto con Cateno De Luca all'Ars, ora il capogruppo della Lega, simbolo ovviamente del carciofo. È sul carciofo, perché veramente agli altri carciofi ha le spine, perché gli altri non le hanno le spine. Lo sapevi tu questo? no, non lo sapevo. Una connotazione anche precisa, d'altronde, assessore all'agricoltura, l'unico carciofo con le spine. Però rispetto a, diciamo, alla spinta propulsiva, che nella scheda tra l'altro era un salto che mancava, che lo ha portato a insediare Schifani per l'elezione del 2022, ottenendo un risultato personale quasi il 26%. Però molti lo consideravano un'alternativa a Renato Schifani e al centrodestra. Gli ultimi movimenti, a prescindere poi dal passo di lato, dal ritorno alla creatività, di fatto il movimento di De Luca adesso siede sul tavolo del centrodestra, e leggendo anche molti dei commenti sui social, De Luca è stato sempre fortissimo sui social, con risultati incredibili, molti suoi ex adepti, io leggendo i social, gli dicono ciao, non ti voterò più perché si sentono traditi. Cioè, era un'alternativa, adesso è una stampella del centrodestra. Mario, hanno sempre in più occasioni preannunciato con analisi anche così autorevoli quella che era il de profundis di Cateno De Luca da un punto di vista politico. I due arresti sono stati caratterizzati da queste situazioni. Quando mi sono candidato a Messina aprendo la campagna elettorale con la pecora, che ho portato una pecora che ho offerto il gelato, stessa identica cosa. Quando poi da Messina in ogni caso mi sono dimesso in anticipo, pensavano che i messinesi mi avrebbero punito, e in città abbiamo preso il 60%. Poi quando c'è stata la mia candidatura a Taormina, perché Taormina sappiamo era un ambiente chiuso che non consentiva, io mi auguro che questi pronostici vadano, e questa analisi, come sono andati quelli precedenti. Io non parlavo di professionista alle smentite, il professionista alle smentite perché finora parlavo della sensazione che hanno molti degli elettori che hanno votato nel 2022. Di buono ho questo, che in genere quando ho le idee chiare sono anche in condizioni di superare la cosiddetta sindrome di noi sindaci, che si chiama Malanova che miavo sindaco. Quando tu entri nel palazzo municipale, io che faccio come un elefante della cristalleria? Comincio la ricerca degli evasori, e riorganizzo la macchina amministrativa, e faccio questo e faccio quello. Infatti Totò, io che faccio? Porto pure una macchinetta del caffè con me per evitare che mi finisca alla pisciotta che è morto col caffè avvelenato, me lo faccio io. Quindi io queste situazioni le conosco bene e le so vivere. L'importante è avere le idee chiare. Dopodiché noi abbiamo un padrone, oltre a buon Dio. Il nostro padrone è il popolo. Quindi di buono è che io non sono un politico fatto in provetta, non sono lì ad aspettare con la mano tesa di essere candidato in qualche collegio bloccato, perché fino a prova contraria li ho eletti io, i deputati a Roma e senatori, anche se poi qualcuno se n'è andato, ma li ho eletti io, quindi che cosa? La mia la visione. Quindi io mi prendo la responsabilità della navigazione a mare aperto, che anche ora, io ho fatto un videomessaggio per l'assemblea di oggi, perché ho detto non vi fate prendere dalla sindrome dell'abbandono, e ho lanciato una sfida. Ho detto chiaramente a tutti: voi avete oggi un patrimonio di elettori e anche una strategia, io invece riparto da zero. Vedremo nel tempo chi è che andrà in modo più veloce. Cuffaro, la convince questa cosa? No, c'è questa strategia. Io conosco Cateno da tempo, siamo stati amici, siamo stati avversari ma mai nemici. Avevo persino pensato di portarmelo in Burundi e lasciarlo lì, ma poi me ne sono pentito e non me lo sono portato. Diventava sindaco di là pure. No, mi sono preoccupato che portandomelo lì, questo avrebbe... Io avevo tessuto un po' di rapporti, governo, arrivavo lì, questo mi prendeva tutti i rapporti. C'è una bellissima battuta. Però devo dire che ha le capacità, e quindi mi auspico in questa volta che lui riesca nel suo intento, perché so che questo intento rafforzerà le riflessioni e i ragionamenti di chi vuole lavorare per governare una Sicilia
più pulita, se mi posso dire, anche più... C'è una bellissima battuta, 30 secondi, a proposito di questa caratteristica di Cateno, cioè quando, smentitemi se ricordo male, quando alla prima elezione all'Ars gli capitò di dormire nello stesso albergo dove dormiva Raffaele Lombardo. Lui all'epoca era con il movimento di Raffaele Lombardo, la mattina si videro a colazione lui e sua moglie, a un certo punto Lombardo disse alla moglie di Cateno De Luca: guarda, tuo marito ha una grandissima capacità, farà grande strada, ha un piccolo problema, cioè che se si iscrive ai Boy Scout poi dopo un po' vuole fare subito il Papa, quindi quella era detto da Lombardo, è quasi un complimento. Allora facciamo così, ci fermiamo, piccola pausa, poi io vorrei fare una riflessione su questo ipotetico, chiamiamolo così, se partito di centro, se i tempi sono maturi, se c'è un mondo che magari spinge anche questa politica. Ricordo a tutti, lo diciamo sempre in questa trasmissione, il principale partito d'Italia e della Sicilia è il partito dell'astensionismo, di chi non vota, di chi non vuole votare, di chi è così un po' disgustato anche dalla politica e spesso dai suoi metodi. Cerchiamo di capire con Cuffaro, con De Luca, con gli analisti Mario e Antonio Condorelli, se quest'area può avere una vita propria, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta all'interno della nostra trasmissione di oggi con Totò Cuffaro, Cateno De Luca, Mario Barresi, Antonio Condorelli. La domanda che abbiamo posto prima di andare in pubblicità: può esistere un partito di centro? E aggiungo io un altro elemento, visto tutti i movimenti che ci sono stati a Caltagirone in questo periodo: può essere proprio il presidente della regione un federatore di questo movimento di centro che si muove evidentemente più nel centrodestra e magari cerca di abbracciare una parte del centro-sinistra? Lo chiedo a Cuffaro, che è, diciamo, il papà della democrazia cristiana. Intanto in Italia ci sono 19 milioni di persone che non votano. Di questi 19 milioni ormai chi fa le analisi del voto sostiene che ce ne sono almeno 9 milioni di moderati. Quindi c'è il 50% di chi non va a votare, che sceglie di non andare a votare per tanti motivi. Io penso, per esempio, perché non si riconosce più nei partiti nelle liste, o perché non credono più nella politica, o nei leader, o nei loro leader. Che oggi sia una grande richiesta di centro, intendendo per centro un partito moderato, laico, ma di ispirazione cristiana, questo come la penso io, poi magari, ma sempre laico, perché Sturzo diceva che noi eravamo un partito di cattolici, non dei cattolici, perché Sturzo aveva le idee chiare, e De Gasperi che dovessimo essere un partito non cattolico, ma di una parte dei cattolici. Oggi c'è questa, e ci sono alcuni valori che nessuno più difende, che sono quei valori per noi non negoziabili, ai quali non si può rinunciare. Penso alla famiglia, alla solidarietà, l'accoglienza e tanti altri. Ecco, tutto questo possiamo chiamarlo centro. Oggi perché non si riesce a fare un grande partito di centro? La prima responsabilità c'è il sistema elettorale, è chiaro, no? Un sistema elettorale che ti divide da una parte o dall'altra, con i collegi è più complicato che tu metti assieme queste cose, con il rischio che la prima volta restano tutti fuori perché non prenderanno collegi. Ed è il primo problema. Il problema è che c'è l'egoismo di tanti piccoli leader di tanti partiti di centro, compreso me, per essere chiaro, che non capiscono che bisogna rinunciare a un egoismo per stare dentro un contesto politico più importante. Noi in questo minuto stiamo tentando di rimettere insieme alcune sigle post-democristiane. Io ho detto che non sono candidato a nulla, intanto perché ho la consapevolezza che non posso essere candidato a nulla, ma c'è la difficoltà perché ognuno non vuole rinunciare. Ma questo centro, per tornare alla risposta siciliana, che non può essere solo siciliano, è chiaro, deve essere nazionale. Questo centro in Sicilia, è chiaro che il Presidente Schifani può avere un grande ruolo nel fare una grande cosa. Io capisco che quel centro non può non esserci Forza Italia, che è ispirazione centrista. Se questo avviene in Sicilia, dove penso debba esserci il Movimento di De Luca, la Democrazia Cristiana, dove penso debba esserci Lombardo, non so come si chiamerà questo partito, eccetera, eccetera, quello diventa una grande realtà. Tu mi chiedi se il Presidente della Regione potrebbe essere il federatore, potrebbe esserlo, ma lui fa parte di un partito dove già c'è una realtà importante, non so. Ma dove questo movimento si può anche muovere da partire dalla Sicilia per andare, e termino la mia risposta per non rubare tempo. È chiaro che la prima cosa da fare è il cambio di sistema elettorale. Se come pare
ci si sta rendendo conto che con questo sistema elettorale l'attuale maggioranza rischia di non essere molto sicura di vincere le prossime elezioni nazionali. Se va verso un nuovo sistema elettorale e soprattutto proporzionale, beh, questo secondo me darà un'accelerazione importantissima per una ricostituzione del centro, perché anche se per la prima volta prendi il 10%, porti quel contributo di eletti e lo porti alla maggioranza che torna a governare. Quindi noi speriamo che ci sia questa possibilità. Nel mentre, con la nostra umiltà, continueremo a lavorare. In Sicilia non ci credeva nessuno, la Democrazia Cristiana è nata, c'è questa idea moderata che è nel cuore delle persone. Sai, io quando vado in giro e faccio la campagna elettorale, sa la gente quando esplode nell'applauso, non quando gli parlo di programmi, di finanziamento, non gliene fotte niente a nessuno, quando gli dico che la famiglia è fatta da un uomo e da una donna e dall'amore dei quali nascono i figli. Sembra una parola magica dentro la Democrazia Cristiana, parrebbe scontata, non perché si voglia dire che non ci deve essere l'amore tra sessi diversi, uguale assolutamente. Io sono delle idee che l'amore è amore, sempre, tra uomini, tra donne, però una cosa è l'amore, una cosa è cominciare a fare famiglie affittando utili, questo diventa un po' complicato. Bene, questa scelta in un'area moderata, fa molto clamore, e io credo che questo debbano essere alcuni punti di riferimento. Luca, aspetta. E poi Mario, dimmi. Io non sono innamorato delle geometrie in politica, lo dico con molta onestà, ma l'ho sempre espresso liberamente, perché al di là di quelle che sono le geometrie, e in parte l'analisi fatta da Totò è condivisibile, perché comunque i sistemi elettorali poi consentono le aggregazioni, però il tema è un altro. L'astensionismo secondo me parte da un altro presupposto, che c'è l'assenza di vera politica e mancano gli amministratori, cioè di soggetti che nelle istituzioni effettivamente si occupano poi di quelle che sono le dinamiche dei sistemi e soprattutto dice spesso ci va nei posti, nei parlamenti, gente che non ha mai fatto neanche il consigliere voglio chiarire comunale, anche un passaggio esatto. Ci troviamo intanto con una purtroppo livello di qualità nei parlamenti che è sempre più bassa, e nessuno me ne voglia, perché è ovvio che se tu non hai amministrato neanche un condominio ti ritrovi in un contesto dove fai scelte che incidono esattamente poi su quelle che sono i baluardi della democrazia e i palazzi municipali. E faccio qua un esempio ora su me stesso, che è stato poco fa citato da Barresi. Cateno De Luca o Sud Chiama Nord può fare o datte e cianci, come dicono ad Oxford, come gli amici del PD e di 5 Stelle. Si prendono le loro posizioni, in segreto tanto, su cose risaputo non si offende nessuno, però poi salgono sul podio e cominciano a caricare datta e cianci. Allatta e piatti. E questo qui, e a me non appartiene, l'ho detto anche in aula senza imbarazzo, se un governo o una maggioranza si apre all'opposizione pur non avendo bisogno dei numeri, per la finanza. Chiaro? Sì, assolutamente sì. Io sono stato chiaro e lineare nelle cose. Chiaro? Quindi è ovvio che significa che se c'è una maggioranza che in ogni caso ti vuole dare spazio, al di là dei metodi, ti dà spazio, e tutti quanti sono entrati dalla barriera a scendere. Oggi le cose sono queste, ma al di là di questo a me che cosa interessa? Lo dico subito, a me passare il mio tempo dopo 4 legislature in Parlamento, io che faccio il sindaco anche da Taormina e tante altre cose, continuo a lavorare, a fare imprenditore eccetera, a me passare il mio tempo in aula a fare l'opposizione sterile o a fare quelle che sono le cosiddette inciampi d'aula per non far fare le cose a chi comunque è stato votato. Questo io l'ho sempre detto, Schifani e la sua maggioranza è stata votata comunque democraticamente, può anche non piacermi, ma è così. Quindi qua bisogna decidere come passi il tuo tempo, o ti metti a fare le sedute spiritiche e varie cose per cercare di non far fare le cose a chi è stato chiamato a governare, oppure se quello ti ascolta, e qui mi permetto di avere un merito che ha una data, 30 ottobre, chiaro, scorso, e questo credo che Totò lo può anche ribadire. Da quell'incontro e quando io ho espresso al presidente Schifani le mie opinioni, le mie idee, è cambiato l'approccio di Schifani nei confronti di tutto il Parlamento. Dico io tecnicamente, ha parlamentarizzato la sua figura, il suo ruolo. E che cosa dico in definitiva? Tu puoi decidere, o passi il tempo a fare queste cose, a fare gli inciampi, a non far fare le cose, oppure se sei portatore di cose serie e di competenza, passi il tuo tempo suggerendo a chi intanto amministra e governa cose di cui tu puoi anche gloriarti e puoi vantarti, che fanno parte del tuo programma, ma che una maggioranza oggi accoglie. E io preferisco fare questo,
probabilmente anche con l'obiettivo egoistico di trovare, quando andrò a fare il Presidente della Regione, una Sicilia migliore? Sì, perché io non ho mai rinunciato a quella che è la mia posizione. Però nel frattempo, scusa un attimo, nel frattempo il tema è un altro. Come vuoi passare questi 2 anni e mezzo? Ad abbaiare? In Parlamento, anche qua in Sicilia, c'è gente che si è fatto 6 legislature sempre all'opposizione e vuole continuare a fare l'opposizione, perché è bello fare l'opposizione, prendi gli stessi soldi, non ti sporchi le mani, non arriverà mai il momento in cui le tue idee si verificheranno se erano minchiate, scusami il termine, o cose serie, perché tanto e continui ad abbaiare. Ecco, a me non piace questo. Se in questa fase io posso comunque portare avanti delle strategie per i territori, ne ho una ora sul demanio, Totò. È possibile che il demanio marittimo e fluviale, che già è stato urbanizzato dai comuni, non possa essere trasferito gratuitamente ai comuni, che sono ormai zone di frontiera dove i comuni non intervengono perché non è la loro competenza, la regione interviene perché non ha soldi? E questa è un'operazione sturziana. Su questo non posso che essere sturzianamente d'accordo. Bene, ma perché non si è mai fatto finora? Perché la sensibilità o l'esperienza dei palazzi municipali magari tanti non ce l'hanno. E io mi ritrovo anche che ora stanno scadendo pure dei bandi importanti come piani di sviluppo per le aree dismesse. Le aree dismesse per eccellenza sono esattamente le aree demaniali o fluviali o marittime, tutti i lungomari, le piazze pure di Catania, non sono regolarizzate col comune, il comune è abusivo. E allora le vuole la regione dare una volta per tutte alla città di Catania e così non ha più alibi anche nel fare progetti per riqualificare. Mari, è vero però questo. Andiamo a fare esempi pratici. Io mi confronto su questo. Oggi oggettivamente sono molti più i nominati che gli amministratori. Io avevo una riflessione e poi una curiosità. La riflessione è che la cosa che paradossalmente accomuna Cuffaro e De Luca, anche se sembrano così diversi, è lo sbarramento che hanno avuto alle ultime elezioni nelle avventure nazionali. Cuffaro lui un po' meno di me. Cuffaro ha provato a entrare in Forza Italia, che l'ha rimbalzato, anche se poi gli hanno fatto comodo i voti di Cuffaro. De Luca prima con l'esperienza nel seggio in Brianza e poi con le ultime europee, diciamo che ha dovuto fare un downgrade delle aspirazioni di movimento nazionale. Quindi quando facciamo questi ragionamenti sul centro probabilmente meglio farli dallo stretto di Messina in giù. La curiosità è conoscere il loro orientamento per quello che succederà. Diceva giustamente Antonio Condorelli, il 2027 sembra lontano ma è molto vicino. Schifani ormai chiaramente in pubblico e in privato fa capire che lui ci vuole riprovare. Volevo capire, il sostegno di Cuffaro lo do per scontato, quello di De Luca è un po' meno scontato. In questi giorni ci sono stati due golden boy della politica siciliana, Galvagno e San Martino, che hanno fatto 40 anni a distanza di una settimana l'uno dall'altro. Potrebbero essere loro la nuova generazione, ma Schifani dice: io sono l'usato sicuro, ne riparliamo nel 2032. Volevo capire anche il loro orientamento. Guarda, intanto il mio sostegno non è scontato, è motivato, nel senso che Schifani è uno che sta lavorando, che sta facendo le cose al di là. Parlo di una cosa banale. Io una delle battaglie che non ho mai vinto era quella di riportare, per esempio, il contributo che dà lo Stato sulla sanità, perché prima ci dava il 52, poi l'ha portato al 46-47. Io non sono mai riuscito a riportarlo a quell'era. Bene, Schifani ci è riuscito, significano 700 milioni di euro l'anno, che non è una banalità. Cito questa per dire le tante altre cose. Non ho potuto fare i termovizzatori perché non me li ha fatti fare chi è venuto dopo di me. Ecco, queste cose lui le sta portando avanti. Con nome e cognome. Alcune cose le sta portando avanti, quindi il mio è un sostegno motivato sotto questo punto di vista, lo dico con grande. Però cosa voglio dire? Una cosa sono state le elezioni europee, Mario, dove per presentare le liste ci volevano talmente tante firme che era complicato, ma non nel numero delle firme, nel radicamento, perché sai, per prendere 5.000 firme in Trentino, 5.000 firme in Val d'Aosta era complicato, e se non prendevi le firme una regione ti decadevano tutte le liste. Non le abbiamo potute fare. Le nazionali non è così, l'ha dimostrato lui nell'ultima elezione. Quindi quest'area di centrodestra, ammesso che ci sia ancora, perché è probabile che l'elezione proporzionale tutto questo problema lo spazzerà via, perché se è proporzionale ogni lista si fa la sua lista, porta il suo contributo e viene valutato. Ma se dovesse rimanere questo,
l'area di centrodestra ha bisogno di tutti. Perché se qualcuno di questi di centrodestra se la pensa e presenta candidati come fa lui o come faccio io nei collegi, il centrodestra non prende più collegi. Allora questo lo dico non perché perché credo che questa riflessione debba consentire a qualcuno che ha la voglia di tenere tutto insieme, il presidente Schifani ci sta magari lavorando, anche qualche puzza sotto il naso. ci sta lavorando perché lavora. Il presidente Schifani ha tentato di farci entrare in una maggioranza, non si capisce perché non ci hanno accettato, poi i voti se li sono presi e senza di noi non avrebbero preso il secondo eurodeputato. Però questo è il tema. La nazionale sarà un'altra storia. Noi confidiamo invece che la riforma elettorale consenta a ogni partito di prendere quello che è giusto abbia prodotto nel lavoro, nel territorio. Questo consente. Chiaro, speriamo che ci sia. Vediamo che succede. De Luca, Posso siamo dire veramente in chiusura. velocemente Sì. una cosa. Che la decisione intanto io l'ho presa e già l'ho manifestata personalmente, non faccio più corse in solitaria. L'ho fatto per sdoganare il movimento, il mio progetto e quella che è poi la mia idea di politica. Quindi in ogni caso non farò più da scendiletto anche ad avventurieri che arrivano in Parlamento e mi salutano. Vorrei, dopo tanti anni, desidererei amministrare la Sicilia. E tesaurizzare il tuo lavoro. Con quale ruolo? Esattamente, con quale ruolo lo si vedrà. Oggi non ho titolo a discutere ovviamente delle dinamiche nel centrodestra, perché io non sono nel centrodestra, e ovviamente guardo complessivamente qual è intanto l'attenzione che ha il centrodestra sulle proposte che fa Cateno De Luca oggi dall'opposizione e rimane all'opposizione a chiusura della legislatura, perché io non sono un voltagabbana. Quindi questo lo chiarisco. Però è ovvio che se nell'ambito del centrodestra vede apertura anche in relazione alle proposte e che le mie proposte diventano atti amministrativi e legislativi, cerco di notare anche chi nel centrodestra è un po' infastidito di questa mia posizione oggi nei confronti di questa maggioranza. Quindi ho sempre precisato e lo ribadisco anche questa sera. Io non chiederò di entrare in giunta, non chiederò posti di sottogoverno, non chiederò direttori generali. La mia posizione è soltanto basata su quelle che sono buone proposte e l'intelligenza o la lungimiranza di una maggioranza di saperla analizzare e valutare. Dopodiché tirerò le conclusioni, perché non volendo più fare la traversata nel deserto, perché l'ho fatta, mi guarderò. Gli amici del centrosinistra, ci siete o continuate per una questione di bollino cichita, cioè dall'ordine nazionale, ad andare separati perché ci sono i sondaggi che dicono che andando separati si prende qualche mezzo voto in più? Come è successo già nel 2022, e quindi non è che si può parlare di affidabilità a Cateno De Luca di dare la patente a me dopo che purtroppo i miei amici del PD e 5 Stelle hanno strappato non accordo una primaria solo perché è arrivata la telefonata di Conte del bollino, quindi sindrome bollino cichita. Siccome la maggior parte di questi senza bollino cichita credo che neanche a condominio si potrebbe candidare, allora il problema serio c'è. Però De Luca... No, basta Antonio, non possiamo. Antonio, scusami, siamo veramente fuori. Allora, se voi promettete che tornate, io vi ospito con grande piacere. Perché si è portato il libro qua? Io questo lo devo regalare a Totò Cuffaro, anche perché questo libro parla anche di lui. È il mio ultimo libro, Non tutto è successo, e qui c'è un po' non solo la mia storia, ma anche i miei rapporti con tutti i presidenti della regione. E di Cuffaro che dice? Ogni presidente ha avuto una denominazione. Il titolo, allora, il titolo. La mia denominazione. La tua denominazione, guarda Totò, è simpatica, è il clientelismo fatto persona. Complimento. Posso dire una cosa? Anche perché però ti aggiungo Raffaele Lombardo, l'autonomia dei pagnottisti. Poi il resto una parola buona per tutti. Devo dire che Crocetta ha assolto perché non ha compreso il fatto. Non ha compreso. Devo dire che dice di me una cosa che onestamente ho fatto per tanto tempo, adesso hai sempre ammesso pure tu. Sempre ammesso, ma io non lo dico, ho cambiato visione alla politica perché la politica è cambiata e l'ho dovuta cambiare. Perché c'è una distinzione fra il cuffaresimo e il cuffarismo. Questo è lunga. Serve un'altra volta. Quando tornate ci sarà anche Mario. Il libro, io vorrei andare via con una promessa. Leggi la dedica, Mario. Con amicizie, come la festa dell'amicizia. Vorrei che il mio amico Cateno mi facesse una promessa. Sentiamo. Che viene con me in Burundi. Guarda, non per rimanere lì. Il sindaco del Burundi, ma non perché fatto da Totò, aspetta, perché effettivamente andare a rendersi conto di dove stanno non peggio di noi, dove realmente non c'è nulla, probabilmente è una lezione di vita
che non c'è dubbio. può essere utile. Non è vero che non c'è Dopodiché- nulla. Sai cosa c'è? C'è la speranza. E la speranza è tutto. Questo mi ha incuriosito ancora di più. Allora, Grazie dell'invito. Cateno e Vedremo Cuffaro candidato sindaco in un Burundi, comune del Burundi. con le immaginette, con le locandine, il sindaco del Burundi. Te lo aspetti, Cuffaro. Allora, grazie ai nostri telespettatori per averci Chissà che non sia un suo elettore. con residenza. Saluto Totò Cuffaro, Mario Barresi, Grazie, Cateno De Luca, grazie, Antonio Condorelli. grazie. Appuntamento alla prossima settimana, sempre qui il Punto. Buon fine settimana a tutti.